Tu invece come ti sei innamorato del vinile? Perché anche tu collezioni vinile, no? Sì, anch'io colleziono vinili, sono un po' più indietro di Gianni, un po' più indietro di te sicuramente. È una passione che principalmente, diciamo che comunque, posso dirlo, Gianni, poi è la prima volta che comunque ha suonato prima di una festa, l'ha fatto nel mio soggiorno, quindi comunque nasce proprio Nice! Eh assieme sì, anche comunque la ricerca della cosa. E poi comunque mi ha sempre affascinato questa cosa, ma anche il fatto, secondo me, come ti dicevo prima, il fatto che comunque mi compro il vinile jazz quando sono da Genova, Genova è un po' la patria, compro il vinile jazz anche se sentire quel suono un po' più sporco. E poi se tu comunque vai a sentire un set, qualsiasi set, e se sai apprezzare la musica ti arriva in maniera diversa a mio parere. Sì. Questo secondo me. Sì, bellissimo. E poi a me piace per esempio molto il fatto che quando prendi un disco, no, acquisti un disco, rimane tuo per eh sempre. sì, Cioè non c'è una è lì, subscription è lì. che termina, o puoi ascoltartelo quando vuoi, Eh sì, non hai connessione internet, non serve, abbassi la metti la puntina puntina. e lui va. Bellissimo.